Un saluto a tutti gli amici di Gazzetta Regionale. Siamo in diretta dal Tre Fontane per assistere alla finalissima del quinto trofeo Gesis. Due le squadre pronte a giocarsi l'ambito trofeo, il Savio di Simone Cicciotti da una parte e la Romulea di Mirko Bussi dall'altra. Grandissimo percorso da parte delle due formazioni che hanno regalato spettacolo, eliminando addirittura la Roma per quanto riguarda i blues del Savio e il Frosinone per gli Amarantuolo della Romulea. Adesso però lasciamo spazio all'inno. Moauro muove bene tra le linee, cerca il suggerimento per Morici, libera il sinistro, troppo strozzato però. Il numero 2 prova addirittura ad entrare in area, attenzione, ci ha provato con il sinistro, il numero 2, tentativo però troppo timido. Vediamo il numero 8, arriva alla conclusione. Buona la palla per Fiorentini, attenzione dal limite, Lo Russo libera il tiro, non aveva trattenuto Vilcu, riesce però ad uscire dal pressing in qualche modo, ma è sempre il Savio che riparte ora con Jacobucci, va addirittura al tiro e si accentra, pallone al centro, Guida prova a controllare, occhio però al pallone dentro, occhio ora a Fiorentini, allarga d'esterno sulla sinistra il traversone, il tentativo di girata. Aveva provato in acrobazia il numero 11 senza però riuscire, occhio però a questo errore della Romulea con Lo Russo che trova la rete del vantaggio del Savio. Il numero 2 allarga sulla destra per Fiorentini, va al traversone il numero 8, attenzione, Vilcu esce bene, pensa il numero 2, occhio al suggerimento per Jacobucci. Salta bene un avversario, si riesce ad infilare tra le maglie della difesa del Savio, occhio al numero 21, adesso allo spazio giusto per il tiro, perfetta però l'uscita di Cavazza, darà il via alla ripresa. La Romulea, pallone lungo per Strizzi, eccolo il neoentrato, cercato subito il numero 8, pallone dentro per Morici, ha spazio per avanzare il numero 9, occhio al pallone per Strizzi, la palla passa, Moauro ad incrociare e arriva il pareggio della Romulea. Morici largo sulla sinistra, buono il pallone di prima intenzione per Moauro, occhio a Strizzi in mezzo, Moauro si allunga la sfera, arriva il traversone troppo lungo che perde il pallone. Moauro, cercato il passaggio di prima per Felici che sbaglia il disimpegno, occhio a Strizzi, va Baldo, buonissima la risposta di Vilcu con il pallone velenoso
è diretto all'angolino, occhio però ora all'accelerazione di Strizzi, va il numero 19 sul secondo palo, c'è Morici, lo vede, palla buona per il numero 9 che non sbaglia e la Romulea si porta in vantaggio. A firmare il gol del ribaltone è sempre lui, Bomber Morici. Con il destro, buona la spizzata, il tentativo di innescare Iacobucci, attenzione, vince un rimpallo, il numero 11 e il Savio trova il pareggio proprio al photo finish. Il gol del tuo 2 è firmato da Iacobucci. Questa finale sarà dunque decisa ai calci di rigore. Moauro contro Perri, va Moauro e prende il palo. Iacobucci all'angolino, parte la rincorsa del numero 6 con il destro, spiazzato Perri, va Baldo, spiazza Cecchini, va Morici e arriva la parata di Perri. E arriva la rete di Lorusso, arriva il tiro e la rete, va Fiorentini e spara dritto sotto la traversa, il rigore decisivo, il Savio è il campione di questo quinto trofeo Gesis. I Blues ora si vanno ad abbracciare, esplode la gioia dei ragazzi in maglia blu